arresti, di cui 7 domiciliari e 7 obblighi di firma. Con una vasta operazione i carabinieri hanno sgominato la nuova Mala del Brenta, che aveva il suo epicentro a Venezia. Novità in arrivo sul fronte vaccinazioni per l'accesso alle prime dosi e per le prenotazioni delle dosi booster. L'annuncio del presidente Zaia oggi in conferenza stampa. Circolare ministeriale arrivata nelle scuole italiane sulla procedura da adottare in presenza di positività in una classe. Ne ha parlato a Marghera la dottoressa Russo. Verrà dimesso dall'ospedale domani Lorenzo Damiano, leader Novax e no Green Pass, positivo al Covid e curato a Vittorio Veneto. La sua visione è cambiata e invita tutti a vaccinarsi. Nelle prefetture si susseguono i tavoli per pianificare i controlli e superare gli ostacoli in vista dell'entrata in vigore del Super Green Pass. A Verona mascherina obbligatoria all'aperto dal 4 dicembre. Terribile schianto all'alba di questa mattina lungo la strada regionale del Santo a Loreggia, morta una 54enne di origini brasiliane seduta al posto del passeggero, ferito gravemente il conducente, ricoverato a Castelfranco. A Castelfranco per ritirare il premio Radicchio d'Oro il campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs parla di ripartenza e della sua voglia di tornare a gareggiare. Mi rivedrete in pista, dice, il 4 febbraio a Berlino. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, il blitz della scorsa notte dei carabinieri del ROS in diverse città italiane e venete, che ha portato a 32 arresti, di cui 7 ai domiciliari, 7 obblighi di firma. È stata sgominata quella che viene già ribattezzata come la nuova Mala del Brenta. Il suo epicentro era a Venezia. Della vecchia Mala del Brenta di Felice Maniero avevano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e soprattutto la capacità di condurre azioni efferate, oltre che diversi vecchi esponenti da poco usciti di prigione. La nuova Mala del Brenta, riformata in questi anni ma già ramificata in diversi ambiti criminali, è stata sgominata da una vasta operazione dei carabinieri che si è svolta principalmente in provincia di Venezia e in seconda battuta nel Padovano. Le operazioni sono iniziate questa notte con un concentramento di forze di oltre 400 carabinieri. I concorsi sono ovviamente Arma Territoriale e ROS per quanto riguarda appunto l'attività di esecuzione, che sono stati supportati da unità specialistiche. Le operazioni di esecuzione portate a termine sono state di 25 persone in ordinanza di custodia cautelare, 7 gli arresti domiciliari e 7 persone con obbligo di firma. Tra le attività dell'associazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata anche di grosse somme in attività commerciali e abitazioni private, usura ed estorsioni che per operatori del trasporto acqueo del Tronchetto raggiungevano anche i 6.000 euro al mese. Per riaffermare il proprio prestigio nell'ambito criminale veneto, i vertici dell'organizzazione avrebbero pianificato azioni sia contro singoli criminali con i quali erano entrati in concorrenza che contro alcuni collaboratori di giustizia ritenuti responsabili delle proprie condanne per la loro affiliazione alla vecchia Mala del Brenta. Sono invecchiati ma sono sempre molto pericolosi, una grande capacità di aggregazione, una grande capacità di riprendere usciti dal carcere quelli che erano stati condannati per la Mala del Brenta, di riprendere i rapporti soprattutto di spaccio e quindi di approvvigionamento di sostanza stupefacente anche dai paesi sudamericani e da riprendere in concreto l'attività delittuosa nei confronti dell'ambiente veneziano. Rispetto al passato l'organizzazione si distingueva per la presenza di diverse donne impegnate in ruoli attivi, soprattutto sul fronte del riciclaggio e nell'intestazione fittizia di beni. Il gruppo aveva iniziato a formarsi attorno al 2015, quando a nuove leve, tra cui un imprenditore del settore del trasporto turistico lagunare, si aggiungevano via via esponenti della frangia dei mestrini della Mala del Brenta, usciti dal carcere dopo lunghe detenzioni. Erano rientrati sul territorio provenienti dall'esecuzione di condanne o semplicemente a seguito di autorizzazioni e permessi dal regime carcerario, per cui con attività classica iniziata convenzionalmente osservazione, pedinamento e intercettazione di questi soggetti, fino a documentare che, riprendendo contatti sul territorio, erano stati di fatto riattivati tutti quei collegamenti criminali utili a gestire nuovamente i classici traffici illeciti della loro precedente esperienza. Parliamo adesso di Covid e vaccini con alcune novità introdotte da oggi in Veneto per quanto riguarda le prime dosi e per le prenotazioni per le cosiddette dosi booster. Le ha annunciate a Marghera in conferenza stampa il governatore Zaia.
Intanto da oggi vi informo che l'accesso per le prime dosi lo vogliamo rendere diretto, senza prenotazione, quindi accesso libero per le prime dosi. Questa è la prima novità introdotta in Veneto per accelerare con le vaccinazioni, ma ce n'è una seconda che riguarda chi ha prenotato la dose booster allo scadere dei 6 mesi dal richiamo. Tutti coloro che sono in questa casistica, ci sono prenotati con i 6 mesi, ma oggi potrebbero avere i 5 mesi, cioè potrebbero anticipare, verranno raggiunti da una mail e potranno dal link di quella mail modificare la loro prenotazione, se riterranno di volerla modificare, in sicurezza, cioè non è che devono disdire quello che già hanno prenotato e andare alla cieca a cercarsi una data. Per quanto riguarda i nuovi appuntamenti, da oggi novità introdotta al momento della ricezione della mail di avvenuta prenotazione. Quando vi prenotate vi arriva una mail, in quella mail troverete un link, tra oggi e domani lo troverete, che vi dice se tu mai volessi cambiare la tua prenotazione, clicca qui. Vaccinazione che ha cambiato il volto della situazione nei nosocomi veneti. A parità di contagi, spiega Zaia, le ospedalizzazioni si sono ridotte ad un quarto. Oggi in Veneto si contano 658 ricoverati, esattamente un anno fa erano 3.200. Attualmente in terapia intensiva ci sono 105 persone, 12 mesi fa erano 300, frutto questo del tasso di immunizzazione della popolazione. Ma la pressione ospedaliera inizia ad essere importante, si va dunque verso una graduale riduzione delle prestazioni. E che più dovrebbe far riflettere quelli che dicono che il Covid non esiste. Esiste al punto tale che dà effetti anche a chi non è ammalato di Covid. Delle 500.000 prestazioni rinviate causa Covid se ne erano recuperate 200.000, adesso un nuovo stop. Stiamo facendo ricognizione, finora ogni USL ha cercato di contrarre qualcosa, poco, però usciremo con un'indicazione, con una circolare, come è giusto che sia, uniforme su tutto il territorio. Formale. E guardate che una sconfitta è una roba del genere. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera di AIFA per la vaccinazione per la fascia 5-11 anni. Tra mercoledì e giovedì l'assessore Lanzarini incontrerà i pediatri di libera scelta per pianificare il loro intervento in questa nuova sfida che dovrebbe prendere il via dal 23 dicembre. La scelta di vaccinare i propri figli compete solo ai genitori dopo essersi consultati con il medico di fiducia, precisa Zaia, che poi aggiunge. Io resto convinto che gli adulti non debbano scaricare il problema sui bimbi, perché quando vedo che abbiamo ancora il 20% di adulti da vaccinare, ritengo opportuno sottolineare che prima di pensare che il problema venga risolto dai bimbi è meglio che gli adulti si rimbocchino le maniche e pensino di vaccinarsi. E a proposito di bambini, nuova circolare ministeriale per quanto riguarda il protocollo da adottare a scuola in caso di una positività in classe. Se ne è parlato sempre a Marghera in conferenza stampa con la dottoressa Russo. Continua a crescere l'incidenza settimanale dei nuovi casi di infezione da Covid in età scolare, che ha raggiunto i 125 per 100.000 abitanti, valore ben al di sopra della soglia di sicurezza che consente un corretto tracciamento dei 50 casi per 100.000. In Veneto l'incidenza maggiore si registra nella scuola primaria con 444,1 su 100.000, diminuisce invece nella secondaria di primo grado con 321,8 e quella di secondo grado con 259,9 casi per 100.000. Questi numeri hanno spinto il Ministero a rivedere il protocollo per la quarantena negli istituti. Questo protocollo viene sospeso, che si traduce nel fatto che se c'è un caso in una classe, indipendentemente che si tratti di una scuola primaria di secondo grado o scuola secondaria di secondo grado, praticamente tutto il resto della classe va in quarantena. Quarantene e di conseguenza DAD che scattano in presenza di un solo e non più 3 positivi in una classe. Questo spiega la dottoressa Russo nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Per chi è vaccinato il rientro a scuola è previsto dopo 7 giorni, 10 invece per i non immunizzati. La decisione del Ministero nasce dall'incremento di contagi nella popolazione più giovane, ma anche per i timori legati alla nuova variante Omicron, di cui si hanno ancora poche informazioni certe, se non che presenta molte mutazioni, ma non si sa come questo influirà sul decorso della malattia. Secondo le previsioni, Omicron andrà a sostituire le precedenti varianti in circolazione. Fino a ieri sera in Veneto non c'era stato alcun sequenziamento della nuova mutazione. Durante il fine settimana ci sono stati segnalati 13 soggetti che rientravano dal Sudafrica. Sono state avvertite le ULSS nella nostra regione, sono state avvertite le ULSS dove queste persone erano praticamente si recavano o erano residenti, sono stati contattati, messi in quarantena, fatti i tamponi a loro e anche ai loro contatti. Al momento sono tutti negativi.
E della variante Omicron ha parlato anche il presidente di AIFA, Giorgio Palù, ieri sera nel Trevigiano. La variante Omicron si sta studiando, in Italia è arrivata da poco. I colleghi africani, spiega il presidente di AIFA, Giorgio Palù, ci hanno detto che i sintomi sono lievi. Certo è che ha subito scatenato fra i cittadini la paura. Ora questa variante è sotto la lente di ingrandimento. Per saperne qualcosa si dovrà attendere almeno qualche settimana. Poche le cose che per ora si sanno. Non sappiamo ancora. Uno, se sia più contagiosa, ci vorranno almeno un paio di settimane per studiare in laboratorio con dei virus pseudotipizzati, cioè che hanno nell'involucro esterno la proteina S mutata, e non sappiamo se sia più virulenta. La domanda che tutti si fanno è se questa variante sia coperta dai vaccini. Non sappiamo se evada la risposta immunitaria indotta dai vaccini. Tanti insomma gli interrogativi su questa variante che sta spodestando, almeno per la preoccupazione, la variante Delta. Ci sono anche condizioni che hanno favorito un'infezione persistente in alcuni soggetti, sia in Sudafrica che in Kenya che in Botswana, dove il virus è stato riscontrato. L'AIDS è prevalente, quindi soggetti immunodepressi possono albergare un'infezione persistente e quindi favorire queste mutazioni. Nelle prossime settimane qualcosa si saprà di più. Attenzione e cautela devono rimanere sempre alte. Mascherine e dispositivi rimangono fondamentali per arginare il virus. Verrà dimesso dall'ospedale domani Lorenzo Damiano, leader no Vax e no Green Pass, positivo al Covid, curato all'ospedale di Vittorio Veneto. La sua visione è cambiata e ora invita tutti a vaccinarsi. Chiaramente adesso la mia visione del mondo geopolitico è cambiata ovviamente, quindi sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero di quanto importante sia seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. Il ricovero nella terapia subintensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto ha fatto cambiare visione rispetto al Covid a Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, già candidato sindaco a Conegliano. Non era vaccinato Damiano, che si è sempre schierato contro la cosiddetta dittatura sanitaria, il Green Pass, appoggiando le cure domiciliari piuttosto che il vaccino. Ma su quest'ultimo punto il 56enne, costretto a terapie importanti, ha cambiato idea e lo racconta in un video che ci ha fatto avere dall'ospedale, che si appresta a lasciare tra 24 ore. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Tra l'altro ho appena ricevuto una bella notizia, domani mi dimettono, ho passato tutto quello che dovevo passare. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Il vaccino sia autentico e condiviso ovunque nel mondo, continua, auspicandosi che tutti siano uniti, scienziati e potenze internazionali, nel combattere questo virus. Bisogna stanare, perdonare tutti e ricominciare da zero, bloccare la fonte di questo male e nel frattempo fatevi questo vaccino perché vi salva la vita. Festa abusiva in un bar a Loreggia, nel Padovano. Gli agenti si infiltrano in incognito, violate anche le norme anti-Covid. Discoteca clandestina e balli proibiti fino oltre la mezzanotte in un bar di Loreggia. L'attività abusiva è stata scoperta dagli agenti della polizia locale che si sono infiltrati in incognito ad una festa a cui hanno partecipato oltre 200 persone, tutte giovanissime. Un affollato party danzante organizzato attraverso i social a dispetto di tutte le normative anti-Covid e sul Green Pass e senza le necessarie licenze per aver diffuso musica oltre le 23. Sotto un'ampia tettoia era stata allestita la pista da ballo con tanto di console, luci stroboscopiche. La recinzione era stata oscurata in modo che dall'esterno non si potesse vedere nulla.
All'ingresso il personale avvisava dell'arrivo di eventuali pattuglie delle forze dell'ordine, così da interrompere subito l'evento abusivo. Si tratta dell'ultima delle feste organizzate già da settimane, segnalate dai residenti al comando di Campo San Piero, che si erano lamentati per la musica alta e gli schiamazzi fino a notte inoltrata. All'arrivo delle volanti, allertate dalla polizia locale, il titolare ha bloccato la festa, tentando di minimizzare sull'accaduto. Una trentenne di cui si erano perse le tracce domenica scorsa è stato ritrovato senza vita dai soccorritori. Era originario del Veronese, di Grezzana, era scomparso dopo essersi recato sul passo del Branchetto. Immediate le ricerche che hanno portato all'individuazione dell'auto e oggi l'epilogo, quando gli uomini del soccorso alpino di Verona sono scesi in un canalone non percorso da sentieri e sono riusciti a scorgere il corpo senza vita tra la neve del trentenne. Voltiamo pagina, controlli in vista dell'introduzione del Super Green Pass. Il prefetto a Padova riunisce il COSP tra mercoledì e venerdì. I controlli saranno serrati e richiederanno l'impegno massiccio di tutte le forze. Le modalità e le quantità per garantire il rispetto delle regole del Super Green Pass verranno definite nei prossimi 2 appuntamenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, che si riunirà mercoledì e venerdì. Prefettura, il Comune con la Polizia Locale e le forze dell'ordine sono pronte al gioco di squadra per garantire la sicurezza sanitaria anche in vista del Natale. Tutta questa squadra che verrà messa in campo lo farà su un piano ben preciso che verrà presentato anche alla città. Quindi noi abbiamo ovviamente dato la massima disponibilità per quanto riguarda le risorse che abbiamo a disposizione. Posso assicurare che il periodo è particolarmente difficile, siamo consapevoli, ci saranno molte pattuglie in circolazione. Questo proprio perché ce lo impone il momento. Sul fronte contagi a Padova il virus sembra non voler mollare la presa. Nelle ultime 24 ore ha raggiunto il record di 554 nuovi contagi, 60 le persone ricoverate in area medica in azienda ospedaliera a Padova, 18 in terapia intensiva, 4 nuovi ricoveri in quella appena aperta al Sant'Antonio. Il sindaco della città, Sergio Giordani, non nasconde la sua preoccupazione per il possibile passaggio del Veneto in zona gialla. C'è preoccupazione perché stanno aumentando i contagi, c'è questa nuova variante che non si conosce ancora, bisogna portare pazienza ancora 2 settimane per conoscere. L'ordinanza che impone la mascherina all'aperto in centro storico è una misura che convince i padovani e il primo cittadino la ritiene uno strumento efficace insieme alla vaccinazione per contenere i contagi. Anche altre città stanno facendo quello che abbiamo fatto noi, Milano piuttosto che Bergamo, Verona. Penso per una decisione giusta proprio nel rispetto della salute dei cittadini. Terribile incidente stradale questa mattina all'alba lungo la strada regionale del Santo, a Loreggia, a perdere la vita una 54enne. Uno schianto fortissimo che non ha lasciato scampo. Le lamiere accartocciate si sono trasformate in una gabbia mortale per Rosien Raquel Nascimento Silva, 54enne brasiliana da tempo residente in Veneto. L'incidente mortale è avvenuto all'alba lungo la nuova strada regionale 308 al confine tra i comuni di Loreggia e Resana. La donna viaggiava come passeggera a bordo di una Ford Ka che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgone. Ferito l'uomo alla guida dell'auto che insieme alla vittima viveva a Resana. Il 54enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto. Illeso invece il conducente del furgone contro cui è finita l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella per i rilievi, 2 squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Santa Giustina in Colle e il personale medico del SUEM, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna che in passato aveva gestito un ristorante brasiliano a Piombino Dese. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se sembra che l'auto abbia improvvisamente invaso la corsia di marcia da dove stava provenendo il furgoncino. Il tratto stradale della 308 dove è avvenuto lo schianto è rimasto a lungo chiuso al traffico. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Ieri sera Castelfranco ha ritirato il premio, il Radicchio d'Oro. Stiamo parlando del campione olimpico dei 100 metri, Marcel Jacobs, che ha parlato di ripartenza ma anche della sua voglia di tornare a gareggiare. Ha detto: mi rivedrete in pista il 4 febbraio a Berlino.
Ed è veloce come il vento sulle ali di un aereo privato che ieri sera è arrivato a Castelfranco Marcel Jacobs per ritirare il premio Radicchio d'Oro 2021. Abito blu, occhi sorridenti, orecchini luccicanti, è lui l'ospite d'onore di questa serata dedicata alla ripartenza. Ripartenza significa tantissime cose, nel mondo nostro dello sport può essere una ripartenza da una cosa magnifica come possono essere state queste Olimpiadi, questa estate magnifica per tutta l'Italia e per tutti gli sport, o ripartenza da momenti più difficili come lo abbiamo vissuto sia nella quotidianità che lo stiamo vivendo, quindi ripartenza credo che sia una parola bellissima e perfetta in qualunque di queste situazioni, e una ripartenza deve essere. Ma non sarà facile ripartire da quel 980, un tempo che risuona ancora come un'impresa nella storia dello sport italiano. Ma nessun azzurro in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche sfiorato la finale dei 100 metri e lui, dopo aver siglato il nuovo record europeo e polverizzato il primato italiano in sole 24 ore, è riuscito a salire sul gradino più alto del mondo e il ricordo è ancora lì. Spesso mi ricapita di rivederla comunque anche sui social, di rivedere quella gara, e ogni volta che la vedo cerco sempre di trovare il difetto per cui non sono riuscito ad andare più forte di quello che ho fatto, quindi questo è un po' un problema che abbiamo noi atleti, no? Cerchiamo sempre la perfezione in tutto quello che facciamo, però rivederla è sempre molto emozionante, sia rivedere la mia gara individuale che quella fatta con i miei compagni in staffetta, è sempre qualcosa di bello e che speriamo di replicare tante altre volte. E Marcel è pronto a ripartire dai posti di blocco e da se stesso. Sarà una ripartenza forse più tosta rispetto alle altre, ci saranno tante aspettative, ma soprattutto da parte mia ormai ho imparato a concentrarmi solo su quello che mi aspetto io, perché se ci concentriamo sempre solo su quello che si aspettano gli altri, la nostra mente e il nostro corpo va in caos totale, quindi sicuramente ci saranno tante aspettative soprattutto da me stesso, sarà una stagione indoor molto significativa ma che porterà poi all'apice di quello che dovrà essere la mia stagione con i campionati del mondo. Dovremmo iniziare il 4 febbraio a Berlino e poi da lì man mano con tutte le altre gare. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, il mese di dicembre inizierà all'insegna del tempo stabile, anche se ben presto le condizioni meteo andranno guastandosi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la situazione sarà tranquilla, la nostra grafica ci mostra che a prevalere sarà il sole, il cielo si presenterà sereno con poche nubi a carattere sparso. Nella seconda parte della giornata cielo più nuvoloso, anche coperto, e nella notte tra mercoledì e giovedì avremo qualche pioggia. Temperature minime sempre piuttosto fredde, intorno allo 0 o di poco sotto, massime sui 5-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, dal pomeriggio però cielo via via più grigio e coperto, nella notte precipitazioni sparse. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, bel tempo soleggiato in giornata con qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.